Buongiorno Napoli, come si bella. Ogni mattina, quando mi scende e arrivo sto balcone, sai che vedo? Come se avesse il porto paradiso. Resto incantata e a me stessa dico, è vero, sì, è vero, è poverella, ma recita la verità. Non è ricchezza che sta povertà? Napoli, si un balcone fantasia. E giuro, sto balcone, sai chi so? Un pianino, uno scogniziello, una carrozzella con un cocchiere. E stese panne, rindacchi sti vica, parano in mano che si stringono una malinconia. Che hanno paura da lassà. Signore e signori, buonasera e benvenuti alla nostra trasmissione Esce Sole. Questa è una puntata speciale, una serata speciale, una serata in cui si esibiranno alcuni poeti dei giorni nostri. Poeta è una parola che deriva dal greco poietes, che significa creatore. Il poeta è una persona che crea un componimento in cui condensa i suoi stati d'animo, la sua visione della vita e della realtà che ci circonda. Crea una poesia. Quanti di noi, almeno in gioventù, soprattutto durante un'esperienza amorosa, non hanno scritto una poesia? Ebbene, molti, passato il momento ispiratore, un po' per pudore, un po' perché geloso delle proprie emozioni, hanno nascosto o distrutto i loro componimenti. Altri invece non riescono a frenare la vena poetica ispiratrice e quindi non solo continuano a scrivere, ma sentono il bisogno di far partecipi gli altri dei propri sentimenti, il bisogno di lanciare messaggi. Alcuni si incontrano e fondano associazioni e circoli culturali, altri partecipano a concorsi, a premi che periodicamente vengono promossi. Ebbene, anche Teleacheri Napoli Nova, ha voluto realizzare un proprio premio, una gara di poesia dialettale napoletana all'insegna dello slogan Esce Sole, paragonando la poesia al sole. A questa nostra rassegna di poeti dei giorni nostri partecipano in ordine alfabetico Ciro Borrelli da Cercola, Giulio Cammilli da Napoli, Salvatore Castellano da Torre Annunziata, Mariano De Filippo da Latina, Dorsi Vittorio da Napoli, Monti Lucia da Napoli, Giovanni Procentese da San Giorgio a Cremano
E in ultimo Torino. Torino da Novara, però risiede a Napoli. No, risiede a Novara. Quindi è venuto espressamente da Novara. Questi i presenti. Ci sono poi anche alcuni assenti che hanno partecipato, che partecipano a questa rassegna, che però per vari motivi personali non hanno potuto arrivare in tempo e quindi li consideriamo presenti perché sarò io a recitare la loro poesia. Queste persone si sottoporranno alla vostra attenzione. Contrariamente a quanto avevamo comunicato, però, non ci sarà alcuna giuria. Questa vuole essere soltanto una rassegna di poeti, una vetrina di poesie, e i partecipanti sono considerati tutti alla pari. Avranno un attestato di partecipazione da Telecare Napoli Nova.